Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet, don't explain. What is that again? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love endures, all my truths are weak, for I'm so complete yours. Cry to his books, charger, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when you reach sweet hush now. Don't explain. You're my joy and the pain, my life, yours love. Don't explain. You know that I love you, and while love endures, all my truths are weak, for I'm so complete yours. Cry to his book's charter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when we sweet hush now. Don't explain. Hush now, don't explain. You're my joy and the pain, my life, yours, love. Don't dal vivo Patti e Gigi Golfetto, che ringraziamo per questi bellissimi brani. Introduciamo le due nuove ospiti, che sono Lucia, cosa sei di cognome? Nieddu. Nieddu, perché Lucia Nieddu è di Cagliari, è una sarda, però da quanti anni Lucia? 16. 16 anni qui da noi. E poi salutiamo Marzia Deotti, che è una volontaria, fa parte del direttivo di Veneti Schiacciati, che questa sera abbiamo voluto con noi per parlare di volontariato, perché lei è una volontaria doc. Allora iniziamo da Lucia. Lucia viene al Banco Solidale, ha grandi problemi, non ce la fa neanche a vivere, però ha una malattia agli occhi che purtroppo non riesce a vedere bene. Avrebbe bisogno di un'operazione, ma questa operazione costa e lei non ce la fa. Allora ha detto: Mirella, posso venire a chiedere se qualcuno mi aiuta? Perché io ho bisogno di questa operazione perché non ci vedo più. Cosa è successo nella tua vita? Chi sei, Lucia? Io sono Lucia Nieddu, mi sono sposata, ho avuto 3 figli
Purtroppo ho avuto anche un marito che mi ha maltrattato nella vita e queste conseguenze me le sono portate indietro per tutto nell'arco dei miei anni e ancora non mi vuole passare perché poi mi sono vista togliere anche i miei figli da parte di lui. Ma soprattutto la malattia che hai cos'è? Soprattutto la malattia che ho, che sono anche caduta a 6 anni da un solaio. Il colpo mi ha fatto un po' mancare la vista. Questo colpo, questo incidente Che ho avuto in casa dei miei. E perché vuoi operarti? Perché sei sicura che con questa operazione Perché riusciresti a vederti di più? ho sentito che adesso mettono un microchip sotto la pupilla e si può vedere una persona. Ma tu sei andata a informarti se per caso è un'operazione? Sono andata a San Camillo anche a fare delle Sì. visite. Mi hanno detto che questa malattia i miei occhi non fanno operare. E In che come mai? senso? Che non fanno operare. Che non si possono operare? Che non si possono operare. Non si possono operare, ma secondo loro oppure tu vuoi avere un altro consulto per sentire? Io voglio altri avere un medici? altro consulto per vedere, perché una campana non bisogna ascoltare tante campane. Perciò tu vorresti andare privatamente a fare una visita da veramente un professionista, da un oculista, per vedere se è vero che tu non puoi essere operata, è vero? Sì. Ma quanto poco ci vedi, Lucia? Io manca 13 e 12 mi manca di miopia. Perciò vedi quasi niente? E per te questo è un grande problema. Nel 2010 ho cominciato a mancarmi un po' di vista, perché prima lavoravo e ci vedevo, avevo anche lo scooter e andavo a lavorare con lo scooter. Adesso non puoi più farlo? No, non ce l'ho più lo scooter perché non ne voglio più. Ma tu adesso come vivi? Cosa stai facendo, Lucia? Adesso sto facendo un corso informativo per il lavoro e vediamo, mi daranno, non lo so cosa mi daranno, però mi serve perché io ho una pensione di invalidità che prendo 400 euro, non mi bastano neanche per me per vivere. Sono troppo basse le pensioni? Sì. E a questo reddito di cittadinanza che sembrerebbe che non subito, ma in tempi magari un po' più lontani, ma arriverà, cosa pensi? Sia una cosa buona? Non lo so se ce le daranno a noi questi soldi, non lo so. Dovrete avere dei requisiti, fare dei percorsi di lavoro, però prima devono partire appunto gli uffici per l'impiego, perché se non partono quelli non si riesce a far partire neanche il reddito di cittadinanza. Senti Marzia, tu che vivi con noi questa grande famiglia, questo mondo della solidarietà, ma soprattutto il mondo del volontariato, perché io ti ho conosciuta che tu già facevi la volontaria. Raccontiamo un po' allora la tua storia di volontaria, com'è iniziata Marzia? Ma io ho iniziato tanti anni fa con la Banca del Tempo, poi la Banca del Tempo si è sciolta. Dove si trovava questa? A Castagnole di Paese. Castagnole. Ed è stata assorbita, avevamo fatto un progetto con la Banca del Tempo di raccogliere vestiario e casalinghi, qualsiasi cosa, per distribuirlo alle persone bisognose. Questo progetto è stato assorbito da un'altra associazione che c'è a Castagnole che si chiama oddio adesso non mi sovviene, insomma che è un'altra associazione che è presieduta dal signor Novello Mario di Paese. E così abbiamo cominciato, abbiamo fatto le richieste al comune, ci hanno dato uno spazio e abbiamo cominciato, la gente ha cominciato a portare vestiario, pentole, giocattoli, qualsiasi cosa utile, e abbiamo cominciato a distribuire. E poi è durata 5-6 anni, poi per motivi di non so bene, lo spazio era della USL, era del comune, non ci hanno rinnovato gli spazi e così abbiamo dovuto chiudere. Pensate, loro aiutavano, però lo spazio non è stato più rinnovato, perciò loro si sono trovati su una strada, sì. Sei stata anche tu sfrattata sì. e
però facevi solidarietà e invece di essere aiutati, queste persone che cercavano più di alleviare queste pene che purtroppo colpiscono le nostre famiglie che non hanno lavoro, che non hanno i soldi per vestirsi, anche per mangiare, e all'improvviso cosa è successo, Marzia? Scusa, volevo dire che Sì. mi è venuto in mente, si chiama impegno sociale. Si chiamava? No, perché c'è ancora, Bene. facciamo progetti lo stesso più piccoli, diciamo Però così, c'è ma c'è sempre che qualcosa funziona. che gira E poi nell'ambito del comune. E poi io, diciamo, tramite delle amiche abbiamo incontrato la Mirella, Sì, che ci ha proposto di far parte di questa sua associazione che stava nascendo, e in 2 persone, io e la Lina Rosa, ci siamo, che salutiamo, diciamo, ci siamo impegnate a venire dalla Mirella, aiutarla, e così abbiamo cominciato. E Veneti schiacciati? Con questi veneti schiacciati abbiamo avuto un bello spazio da parte della provincia, certo, che ci ha concesso, e negli anni siamo cresciuti, abbiamo aiutato tante persone. Siamo diventati una grande famiglia. Sì, e anche, diciamo, anche i volontari si sono alternati e abbiamo fatto amicizie anche tra volontari, ognuno dava qualcosa anche di sé alle altre persone, e si è creata proprio siamo cresciuti anche insieme, anche tra volontari. Pensate, noi abbiamo il direttivo che è uguale a quello quando siamo partiti, è vero, coi veneti schiacciati c'è sempre quel direttivo, siamo 4 donne e un uomo, che è Leopoldo Bottero, che si trova benissimo perché non viene mai o poco, speriamo adesso che è andato in pensione venga un po' di più, diciamo, però cos'è che ti ha mosso nella tua vita, nella tua storia di volontario? Cioè, quando è scattata questa scintilla che ti ha fatto capire che il tuo percorso era il mondo del volontariato, di aiutare le persone in difficoltà, Marzia? Beh, io sono una persona molto sensibile e, diciamo così, non sono nata nell'oro, e quindi so cosa vuol dire essere senza le cose e aver bisogno e non avere nessuno a cui rivolgerti, diciamo così, la mia famiglia ancora, diciamo, anche noi veniamo da una storia, però col lavoro e col stare uniti siamo riusciti a, diciamo, a vivere decorosamente e anzi bene, diciamo. Ascolta Marzia, quando vengono queste persone da noi, tipo la Lucia, le famiglie, questi uomini anche che delle volte sono proprio in sofferenza, cos'è che ti senti? Cos'è che provi? Perché io vedo che tu hai sempre un occhio di riguardo, specialmente per le signore anziane, chiedi se hanno bisogno di qualcosa, i bambini, cioè cos'è che ti muove dentro? L'hai sempre avuto? Perché io dico sempre che volontari si nasce, non si diventa. Diciamo così che io nell'ambito della mia famiglia ho avuto a che fare con tanti anziani e so come prenderli, diciamo così, so che hanno bisogno di parlare, di raccontare, anche se raccontano magari sempre la stessa storia, bisogna sempre ascoltarli e dopo loro sono contenti e li vedi andare via contenti e ti hanno lasciato qualcosa. Ecco, allora visto che questi lasciano qualcosa, guardiamo cosa ci hanno lasciato questi ragazzi, la seconda parte dell'ossario del Monte Grappa. Non possiamo non dedicare qualche momento proprio alla contemplazione di questa statua, che innanzitutto vedete è veramente molto molto bella, perché i tratti del viso della Madonnina, del Gesù, sono veramente dei tratti dolci, e anche come è fatta la statua è già qualcosa di stupefacente, perché non sempre ci sono magari le proporzioni perfette, no? Questa è una bellissima statua che è stata realizzata, pensate, nelle stesse officine di Lione, dove fu fuso il metallo anche per parte della Tour Eiffel e della Statua della Libertà, e venne collocata qui prima della guerra, per essere precisi il 4 agosto del 1901. In quella data che cosa accadde? Salì quello che era il patriarca di Venezia, quindi il vescovo, per benedire questa statua che la Chiesa di Roma volle collocata sul Grappa, poiché per ognuna delle 20 aree rappresentative del nostro paese, quindi quelle che oggi sono un po' le regioni, si vuole collocare un simbolo cristiano, una croce, una statua, una cosa di questo genere, e per il Veneto venne scelto proprio il Monte Grappa e salì quindi questo vescovo che si chiamava Sarto. Ora,
questo nome vi dovrebbe suggerire qualcosa, perché questo signore, proprio quando scoppiò la prima guerra mondiale, pensate che casualità, si ritrovò con essere il Papa in quel momento, quindi Pio X. Allora immaginiamo per questi combattenti che cosa significava avere una statua da pregare e sapere che proprio il Papa, che c'era allo scoppio della guerra, morì, se non vado errato, 15 giorni dopo l'inizio della guerra, si dice per un crepacuore, per il dolore, per questo evento. Sapere che proprio il Papa l'aveva collocata veniva visto come un segno di un qualche tipo. L'evento che però portò ancor più questi uomini a suggestionarsi ed impressionarsi fu in realtà quello che accadde il 14 di gennaio del 1918, quando la statua, come potete vedere da questa foto, fu colpita da una scheggia di granata di rimbalzo e venne sbrecciata. Da quel momento la Madonnina del Grappa portò le ferite di guerra, quindi per questi uomini mutilati, azzoppati, accecati, diventava ancora più vicina, un simbolo ancora più forte. Curiosissimo è un fatto che non è sfuggito agli occhi di quegli uomini che erano qui a morire, a combattere, e che quindi cercavano di aggrapparsi a tutto quello che poteva rappresentare un simbolo tale per cui si potesse pensare che questa guerra forse sarebbe finita. Guardate un po', il bambino che è in braccio alla Madonna, il Gesù, è stato interessato tutto attorno dall'esplosione della granata, ma anche se sbalzato via, vedete come sostanzialmente il corpo sia rimasto intatto. Questo è un bel segno per un soldato che combatte qui, ma ancora più impressionante è il segno contrario, e cioè che l'unica parte della statua, a parte il bambino che è stata interessata dall'esplosione, è il piede della Vergine. E guardate un po' cosa c'è sotto il piede della Vergine. La serpe, giusto? Cosa rappresenta la serpe? Il diavolo, Satana. Mettiamoci per un istante nella testa di questi combattenti che vedono la parte più sacra della statua salvaguardata e la parte peggiore, la serpe, distrutta. Era veramente un messaggio, la guerra forse stava per finire e non a caso di lì a poco effettivamente finì. Siamo di fronte ad una tomba che per noi che abitiamo sul Monte Grappa è molto particolare, la tomba del caporale Antonio Zicchi. Lui era un ragazzo partito dalla Sardegna che venne qui a combattere come la più parte appunto dei suoi conterranei e si trovò a morire sul Monte Grappa. La sua è una storia particolarissima perché, come vedete, questa tomba non si trova nel luogo dove dovrebbe trovarsi, perché siamo in prossimità della lettera F. E questo errore, che è stato scoperto solo di recente, ha portato molte persone a venire, proprio come per quanto concerne la tomba di Peter Pan, a vedere questa tomba. Lui tra l'altro era sardo. I sardi hanno una storia tutta particolare, perché pensate che 2 interi reggimenti, la brigata Cagliari e la brigata Sassari, vennero sostanzialmente composti per intero da combattenti sardi, perché si profilava un grave problema di trasmissione e di comunicazione, perché la lingua sarda è nettamente diversa dai tanti altri dialetti o lingue della penisola, e quindi era difficile poter immaginare come far capire a un sardo quello che doveva fare. I propri ufficiali superiori, che naturalmente erano magari laureati o diplomati, fungevano sostanzialmente da traduttori e si riunirono i sardi in questi grossi reparti. Anche la brigata Cremona, per esempio, dove era il nostro Antonio, era una brigata mista in questo caso, metà sardi e metà no, con la brigata Reggio. Diamo un'occhiata anche ai cognomi, no? Che anche in questo caso, come vedete, vengono da tutte le parti d'Italia e, come abbiamo detto, anche in special modo cognomi di persone che abitavano in aree sostanzialmente povere. Abbiamo visto questa seconda parte di questo bellissimo documentario. Spero che apra gli occhi a qualcuno, che le famiglie portano i loro ragazzi a vedere questo posto meraviglioso, nel senso che si capisce cosa vuol dire avere un ideale, cosa che purtroppo in questi anni abbiamo sempre di più perso. E io spero veramente che queste informazioni e questi servizi servano veramente a questo, ad aprire un po' gli occhi. Lucia, cosa ti senti di dire quando hai sentito la tua terra, la Sardegna, questi morti? Cosa provi? Chi sono i sardi? Che cuore hanno i sardi, Lucia? Un cuore grande hanno. Hanno un cuore grande i sardi. È molto ospitabili.
Sì. Siamo molto ospitabili noi. Sì. Quando viene un amico e stiamo mangiando, lo facciamo sedere con noi a mangiare. Invece no, il Veneto non è così. Come mai non è così il Non Veneto? lo so, non lo so. Quando arriva una persona e stanno mangiando, continuano a mangiare loro e non ti offrono neanche un bicchiere d'acqua, quasi quasi. Ma tu come ti trovi nel Veneto? Perché sono diversi anni ormai che... Io non mi trovo benissimo qua, però ho incontrato gente anche qui anziana che sono così, però ho incontrato anche gente che mi hanno ospitato in casa di loro, ho mangiato. Ah, allora vedi che abbiamo anche noi una parte sì, buona. Sì, d'accordo, non sono tutti così, Una metà e metà. Metà e metà, Sì. Mentre tu dici che invece in Sardegna siete tutti così ospitali. Sì. Però noi abbiamo a Treviso il più alto numero di associazioni di volontariato, lo sai che Treviso ha il più alto numero di associazioni di volontariato che aiuta il prossimo, perciò per noi, per me che sono veneta, questo è un fiore all'occhiello. Sai cosa ti dico? Che forse Infatti io non voglio andare via da qua, voglio restare qua perché mi piace qua. Ma sai quello che io volevo dirti? Che forse il buono, il positivo non fa notizia, forse per questo tu vedi forse una parte del bicchiere, quello mezzo vuoto, però io poi ti ho fatto vedere il bicchiere mezzo pieno, che è quando tu vieni al banco solidale, questa trasmissione che puoi venire, parlare, chiedere, allora c'è un Veneto che forse conosci poco, che è proprio quello solidale. Cosa dici, Marzia? Sì, io penso di sì, che diciamo così come in tutti i posti non si può generalizzare. Quando una persona ha avuto tante, diciamo così, sfortune, è chiaro che ha incontrato anche persone, diciamo, non generose. Però alle volte non si può generalizzare. Io ho incontrato tante persone nella mia vita, diciamo, anche non venete, qui in Veneto, che erano ospitalissime, hanno dato una mano ai miei genitori, hanno dato una mano, diciamo, nel momento del bisogno, quando c'erano anziani in famiglia e sai, in un condominio gli anziani hanno... Perciò tu dici che c'è invece un Veneto che io sono della tua idea, anzi che ce ne fossero veramente di veneti come noi incontriamo tutti i giorni. Forse sono un po'... Prego. La prima amica io ho trovato qua, la prima amica, una di colore, africana, e il marito era italiano. Ecco, e l'hai trovata qua nel Veneto? Sì, la prima e tu, amica Lucia, è stata lei. cosa vuoi dire a questa Lucia che viene dalla Sardegna, che però dice noi siamo più solidali? Secondo te, Lucia? Sì, probabilmente loro sono più solidali, però diciamo che anche noi del Veneto non è vero che non siamo solidali, ecco. Anzi abbiamo anche noi delle buone cose, cioè la nostra buona volontà da far vedere, siamo anche noi generosi, ecco, più di quanto lei non pensa. Però tu volevi dire anche un'altra cosa, fare un altro appello. Cosa volevi dire, Lucia, in merito ai figli che abbiamo parlato prima? Allora, il più grande... Io ho questa spina dentro nel mio cuore che venga sistemato in una comunità, perché è ancora giovane, è ancora un futuro davanti a lui, e che possa un giorno essere in una strada dritta, non come vive adesso. E il più piccolo, diciamo, che ha 42 anni, che possa venire vicino a casa da me, che possa venire da solo, perché altrimenti da solo non lo fanno venire. Perché l'altro giorno appunto mi diceva: e quando sarei più vecchia, come fai a venire? Io: mamma, io vorrei venire vicino da te, però io a trovare te poi. E se questo dovesse succedere sarebbe una gioia immensa, per me e per mio figlio. Senti, Lucia, ma quanto è importante per una donna come te avere un punto di riferimento, in questo momento è Ruggero, che ti sostiene, che ti aiuta a superare questi ostacoli? Mirella, io quando ho conosciuto Ruggero, 7 anni fa, io vivevo da sola, io un mondo tutto mio. Lavoro, perché lavoravo in un asilo nido a Mira,
e sempre i miei figli, ecco. Quando l'ho conosciuto ci siamo frequentati 3 anni e lui ha cominciato a parlarmi, a dirmi voglio vivere con te. Alto là, ho detto io. Calma, calma e sangue freddo. Alto là, perché io non vivo da, cioè, vivo da sola, ma ho 3 figli nel mio cuore e tu non sai nulla. E non volevo... Avevi paura forse no, di questo? Non avevo No. paura, no. Cos'era no. che provavi? Poteva allora? anche andarsene per me. Per dire, non avevo paura che mi dicesse no. Io Ma ormai... che rapporto forse? Avevi paura di un rapporto serio, solido? Questo ti faceva paura forse? Un legame? No. Io avevo notato che Ruggero era una brava persona, buona, però, come ho detto, con 2 problemi grossi che ho. Io ho detto fra me, io non mi legherò con nessuno, perché ho 2 problemi troppo grossi e non andavo neanche in cerca di nessuno. Una sera ho conosciuto lui, in un locale a Mestre, e poi ci siamo frequentati. Ma la solitudine ti fa paura? No, non mi faceva paura. E adesso? No. No. Ritorneresti? No, perché allora, con le mie esperienze che ho avuto, trovarmi con la famiglia, poi da sola, ho cominciato a affrontare anche la solitudine, cioè non mi faceva paura. Non ti faceva paura? No. E tu, Lucia, la solitudine ti fa paura? Io so che hai trovato anche tu una dolce metà, da poco anche, è vero? Sì. Sì, perché sapete, lei è molto contesa, sapete? Voi non lo sapete, ma lo so io. È una donna contesa, la Lucia, eh? Sì. Lucia, cosa vuoi dire? Avrei voluto trovarlo prima. Avresti dovuto trovarlo prima? Sì. Lo salutiamo. E poi è buono di animo la persona. È buono, sì, io lo conosco, è proprio buono lui. È animo buono lui. È proprio una brava persona. Solo che ha queste difficoltà anche lui, purtroppo. Io non so mica se sei che è più bravo lui o più brava tu. Forse più bravo comunque lui. ci stiamo praticando adesso. Ah, vi state praticando? Ci vuole la pratica. Sempre perché prima ci vuole la occhi, pratica. E gli occhi? Anche gli occhi, certo. Sì, perché voi non ve lo dico io, ma è stato anche Mauro a dire vai, prova a vedere se riusciamo a fare questa operazione. Allora, visto che noi dobbiamo fare... Noi salutiamo Mauro, ecco, ti saluto Mauro, dai. Un bacio, ecco. E ci vediamo a giorni. Allora, noi invece vediamo il banco solidale. Roberto, che cosa abbiamo qui? Questa mattina ci hanno portato questi bellissimi giocattoli in vista dell'estate, così i bambini che vengono insieme ai genitori possono anche svagarsi e giocare mentre i genitori fanno il banco solidale con la Mirella. Quindi un luogo anche per bambini. Sì, un luogo perché già l'ambiente si presta perché è pieno di verde eccetera e quindi anche con i giocattoli diciamo un complemento in più insomma, per così i bambini si svagano e si divertono, ecco. E qui che cosa abbiamo? L'agriturismo di Dosson di Giuseppe Marini ci ha portato una trentina di cacciottelle buonissime che adesso man mano che viene la gente le consegniamo anche a loro. Cosa state scaricando dagli scatoloni? Del vestiario dei giocattoli per bambini. Vestiario per bambini, per uomo, donna, per tutti. Indumenti intimi, di tutto. Allora, ad oggi 6 giugno quante sono le famiglie aiutate dal banco? Allora, oggi alle 3 sono 1483, ma prima di sera passeremo i 1500 perché stiamo aspettando. Siamo qui altre 3 ore, quindi arriverà senz'altro altra gente. Allora, questa mammina ha avuto 3 gemellini da pochissimo tempo, però i pannolini costano tantissimo. Allora, oltre alla borsa, noi ogni settimana cerchiamo di dare pannolini perché lei ha veramente bisogno con 3 gemellini. Perciò chi ha dei pannolini da regalarci sappia che sono i ben accetti perché questa mamma ogni mercoledì ha bisogno di pannolini per i suoi 3 gemellini. Grazie!
adesso abbiamo la principessa Elide. Sì, dalle stelle alle stalle. Ecco, lei era una signora che stava molto bene. Cos'è successo? Purtroppo, dopo la morte di mio marito, ho avuto molti dispiaceri, tra i quali anche un incendio della casa, e che sono rimasta a zero, sotto zero. Quindi io sono adesso arrivata al Banco Solidale, che grazie a Dio mi dà una mano. Allora, lei poi era disperata perché gli avevano sospeso la patente e per lei guidare la macchina e venire al banco era importantissimo. Sì, però cos'è successo? Che chi la dura la vince. Forza di dai, sono riuscita ad avere la patente limitata, perché limitata di chilometri eccetera. Quanti chilometri puoi fare, principessa? 10 chilometri e non guidare alla sera. Non posso neanche curarmi, che adesso cercherò di ricorrere almeno a 20 chilometri. Ma l'avete vista che bella che è? Lei viene sempre preparata al banco, sempre truccata, con la sua macchinetta, lei arriva. E la scorsa settimana ho sentito era lei che arrivava con la macchina per la felicità. Per la prima volta. Dai che facciamo la borsa, principessa, dai. Avete sentito che storie? Ecco, queste sono le nostre storie, pensate, persone che stavano non bene di più e poi purtroppo i casi della vita, non si sa mai cosa può succedere, però per fortuna ci sono i banchi solidali. E io vorrei aprire subito le buste perché lunedì scorso non ce l'ho fatta, allora per non dimenticarmi comincio ad aprirle subito. Allora questa è arrivata da un signore che ha perso sua moglie, Anna Maria, e lui mi ha detto, sai Mirella, Anna Maria voleva che tu avessi questi soldi. Allora lui mi ha dato 150 euro. Ringrazio tanto Lorenzo e ringrazio soprattutto questa grande famiglia. Mi dispiace tantissimo perché Anna Maria era una persona deliziosa di più. Poi ne è arrivata un'altra, abbiamo trovato al banco e sono arrivate 50 euro, senza nome, senza niente, l'abbiamo trovata dentro uno scatolone, pensate. E poi Daniela ha portato 200 euro, eccoli qui. È venuta qui nella nostra sede lunedì scorso, che non li ho fatti vedere, mi ho detto che li facevo vedere questo lunedì. Ecco, queste sono 3 buste che io adesso do alla Marzia, che è del nostro direttivo, che me le tenga per cortesia. Marzia, grazie, perché fanno capire l'importanza di questi aiuti, perché noi ogni settimana, come avete visto anche in questo servizio con l'assegno che abbiamo dato, abbiamo bisogno per aiutare veramente delle persone che non avrebbero i mezzi per sostenersi soprattutto, e non è giusto perché la vita è fatta anche di aiutare il prossimo, non solo di aiutare se stessi, ma di aiutare il prossimo. Sento che brontoli, Lucia, cosa vuoi dire? Ho detto che io ho anche 3.000 euro di condominio da pagare ogni mese. Ecco, 3.000 euro di condominio da pagare ogni mese, le spese sono tante. Ma cosa vuol dire vivere, Lucia, se non hai soldi, se non hai... Come si fa a si vivere? credono che io prendo 800 euro, si credono al comune, si credono che prendo 800 euro. Se prendessi 800 euro da qui di là l'avrei pagato oltre. Ma perché credono? Perché quando ho preso le entrate della pensione e mi ha dato 5.000 euro, ho pagato 3.000 euro di condominio. E gli ho detto quasi quasi non mi resta neanche un po' di soldi per fare un po' di spesa a casa mia. E non mi sono comprata niente, né un paio di scarpe, un paio di pantaloni, niente, solo per pagare i calzini che avevo in casa. Però la cosa che adesso a te premi di più, devi lanciare questo appello, è quella di operarti, cioè fare una visita, per vedere a che punto sono presi i tuoi occhi. Questo passo. Perché io sto arrivando al punto di non camminare neanche più nella strada. Perché hai paura? Perché ho paura. Non ci vedi proprio? Appunto, di notte non esco per niente io. E beh, la notte è meglio che ti stai a casa, perché no, ma per dire... Sì, perché lei è come avesse 15 anni, lei non si... lei si sente giovane, lei, proprio giovane. Io ho 60 anni, ma sono giovane dentro. Ecco, ma cosa diciamo alla Lucia secondo te? Cosa riusciamo a aiutare io ho avuto la anche Lucia? un figlio talassemico che mi è morto a 22 anni. Hai perso un figlio a 22 anni? Sì, ti faccio vedere. Cosa è dovuto a questa morte? Questa morte lui era ricoverato in cardiologia, gli hanno fatto Ma dove? A Cagliari. A Cagliari. Gli hanno fatto una sacca di sangue non lavato, anche di un drogato,
e mio figlio ne ha chiamato l'epatite C e è morto il bambino. Quanti anni sono passati? È morto nel 2003, è morto mio figlio. Tu fai parte anche di una famiglia molto numerosa, vero? Eravate in 12 fratelli? Sì. Sono tutti in Ma Sardegna? mia madre si è sempre data da fare, anche lui, anche mio padre, sempre data da fare. Sempre Che una tanto dato da volta fare. mia sorella, che mia madre radunava i piccoli, andava dal marito a dargli una mano d'aiuto perché lui non si poteva fare un po' di mangiare e lui coricava in una baracca in ferro, in cantiere, e allora lei andava e gli puliva tutto quanto, gli lavava la roba e tutto. Un giorno mia sorella avevano appena gettato il solaio e mia sorella, la grande, ha detto facciamo l'altalena. E si accorge mio padre, ma ha detto, ma mi volete fare arrestare voi? Abbiamo gettato il solaio ieri. E io con lo spavento mi sono nascosta dentro una trambolana vuota, col coperchio, tutto il giorno cercando me, mio papà e mia madre. La bambina è scappata, no? Dalla paura, avevo paura di uscire perché avevo paura che mi pigliasse. Ma cosa vuol dire perdere un figlio a 22 anni, così grande? Cioè la vita finisce? Ho avuto un dispiacere io. Immagino. Ho avuto tanti dispiaceri. Anche se ce l'avevo mio marito, è come che non ce l'avessi, che tanto a lavorare ci dovevo andare io. E lui magnava. E poi trattata anche male, è quello che mi ha continuato a disturbare la mente. Certo che queste donne trattate male ce ne sono veramente tante, Lucia, ma cosa è dovuto secondo te? Perché poi vediamo Ruggero, vediamo tanti uomini. Che un giorno, Mirella, permettimi, sì. Un giorno stavo registrando in casa in Sardegna, avevo una discussione e lui mi dice a me una parolaccia grossa, e io ho detto se sono così io allora tutto sei un gran cornuto, gli ho detto. Ecco. Prendono, mi dà un calcio e mi frattura 4 costole e che devo anche andare a lavorare. Gli ho detto io come vado a lavorare con questo dolore che mi hai fatto? Era cosa di prendere una rivoltella e spararlo solo in quel momento. Cosa ti senti di dire, Lucia? Perché tu hai provato, cioè sono cose veramente che lasciano il segno. Se posso permettermi di dire... Andavo anche a prendere i bambini, che finisce. andavo a prendere anche i bambini e dovevo andare ai carabinieri, ogni volta che devo andare a prendere i miei figli, correre con i carabinieri, non ce la facevo più. Ho detto guarda, a questo punto tieniteli pure i figli, che io non li voglio più. A questo punto tieniteli pure. Sono persone che prima di iniziare stanno bene morte. Ecco, tanto dico una parola grande. Lo so, cioè, non è però possibile non è possibile queste donne maltrattate. Io ho conosciuto Ruggero, guardi, mio marito, il mio ex marito ha cominciato a alzare le mani dopo un mese che ero sposata. Ah, subito? No, dopo 3 mesi, ed ero incinta. Ma prima non ti eri accorta di niente? No. Fingono di essere dottorati esatto. Ruggero è veramente una buona persona, brava. Viviamo assieme da 5 anni, lui a casa mia perché lui è di Grespano de Grappa, non mi ha mai detto tirati là, mai. Io sia lui qualche volta, ecco. Ma io sono focosa un po' di carattere, dice, ecco. Io sono anche un po' focosa di carattere. Diciamo. Ruggero com'è sta Lucia? È focosa? Com'è? Come la descrivi? Brava. Quando mi sono ammalato, sono così grazie a lei. Grazie a lei. Sei riuscito a superare questa terribile malattia. Grazie a lei si è messa contro la mia famiglia, faccio io. Perché la sua famiglia volevano metterlo in una struttura. Sì. Allora, lui era all'Angelo, colpito da un ictus, no? Non parlavi più, Ruggero. Sentite una bella storia questa. Mi ha telefonato sua sorella dopo 15 giorni, mi dice, sai Lucia, abbiamo pensato di mettere Ruggero in una struttura. Quale struttura? Ho detto io. Ma qui da noi, ma che struttura è? Ho detto io. Ma è una casa di riposo. Ma state scherzando? Ho detto io. Poi mi passa il fratello. Allora Lucia, che cosa non se ne parla affatto, perché Ruggero è all'Angelo. Poi va passato
al policlinico, impara a parlare tutto quanto, infatti dopo lo hanno visto. Ruggero sta con me, ho detto io, e non l'ho portato in una casa di riposo. Poi si sono ricreduti. Tu vuoi dire che aiutando visto. una persona, cioè stando proprio vicino e ascoltarla anche quando non riesci a parlare, perché loro sanno che tu li stai ascoltando, anche se la parola non è più la stessa, è molto importante. È molto importante, a volte le dico, parlami con calma, ti ascolto, però lui si fa ancora dei problemi. Si fa ancora dei problemi. Sta nei suoi silenzi. Allora gli dico, Cosa vuoi dire, Ruggero? Chi mi conosce sa che parlo così, non... Sì. Capisce. Quando parlo in un ufficio mi faccio dei problemi. Allora, quando ti ho detto vieni in trasmissione, tu mi hai detto subito di sì. L'hai fatto per Lucia o perché anche tu ti senti normale, cioè riesci a farti capire? Allora, ti spiego una cosa. Sì. Ho fatto delle lezioni di logopedia. Sì. L'ultima lezione che ho fatto ho chiesto alla dottoressa, sì. Ma riuscirò a parlare come una volta? Sì. Mi ha detto subito no. L'importante è che te ne freghi come parli. Parli così e basta. E tu ti sei accettato, bravissimo. Hai sentito, Marzia, che bella storia di questa coppia che nel suo dramma, perché stanno vivendo questo dramma, perché lui, essendo vicino a lei, lo vive anche lui, però cercano di superarlo, di battere questi ostacoli che sono delle volte insormontabili, perché non uno ma ben due figli, Lucia con problemi mentali, perciò fa sì che questo rapporto diventi invece ancora più solido. Cosa vorresti dire tu, Marzia, a Lucia e a Ruggero? Beh, sono contenta di vedere due persone che si sono incontrate, diciamo, in una seconda chance, la vita gli ha dato una seconda chance e si vogliono bene, si rispettano e si fanno compagnia. È così che bisogna fare, diciamo, tante persone. Lui mi rispetta, è lui che mi rispetta, più lui a me. Perché a volte sì, ma probabilmente tu hai una vivacità che lui te la perdona volentieri perché ha bisogno anche di questa vivacità. Hai sentito la saggia Marzia? Cosa no, ma dice? È vero, sono parole vere le sue. Sono parole vere, perché lei vive con queste persone, nel senso che facendo volontariato si diventa anche noi un po' anche sensibili. Ma poi mi passa, allora gli vado vicino e gli dico, ehi, ci facciamo 3 partite a carte, ecco. Ascolta Lucia, adesso se ci fossero i tuoi figli che magari ti stanno vedendo, cosa vorresti dire? Rivolgiti ai tuoi figli. A uno alla volta, in particolare, cosa vorresti dire? Allora, partiamo col più grande. Cosa vorresti dire al più grande? Non mi escono. Un qualcosa che ti viene dal cuore, cosa vorresti dire? L'appello che ho lanciato per il più grande, no? Quello che è a Casale. Sì. Ecco, che la vita gli possa donare una strada migliore, mentre quello che è a Casale... È più piccolo? No, quello è il più grande. Quello è il più grande. L'altro? Quello più grande è quello che è sposato. Quello che ho parlato adesso è il mezzano. Perché sono 3? Sono 3, sì. Quello che è sposato, gli auguro tutto il bene del mondo, però Andrea ricordati che hai una mamma che ama qualche volta. Ti chiama poco, Lucia? Mai. Diciamo, una gnora un po' particolare.
è sempre nei suoi silenzi. Ma tu come mamma ti senti a posto verso questo figlio? Ti hai dato amore a questo figlio? Hai coraggio di guardarlo negli occhi? E Certo, sì. tutti e tre. Tutti Sì, e tre? Sì. Non ti senti in difetto? No. Ha fatto troppo. Ha fatto troppo, dici tu, Ruggero? È Forse- stata troppo mamma? Troppo io appiccicosa, premurosa, non lo so, se ho dato troppo non mi sono neanche accorta, ecco, però voglio dire una cosa, che erano già piccoli quando ho dovuto metterli in una comunità. Come mai? Perché? Allora, Danny aveva 5 anni, Andrea 6, mi scappavano sempre. Andavano in pullman da soli, mentre Stefano aveva 2 anni, piangeva sempre notte e giorno, aveva crisi di epilessia epilettica. Mio marito tornava a casa la sera, ubriaco diciamo ubriaco, e un giorno parlando con mio padre ho detto: ma che devo fare? E lui mi ha detto: l'unica soluzione è che li metti in qualche parte, è sicuro, con tuo marito non puoi durare perché beve, fa casino. Per la sicurezza anche dei tuoi figli hai fatto questa scelta allora? Sì, ma questa scelta me la porto, che ho fatto, mi è rimasto un segno dentro di me, perché non era la vita che volevo, stare in famiglia con i miei figli, con mio marito, una famiglia normale, crescere assieme a questi. Però il destino non è stato dalla mia parte e io porto un segno grande nel mio cuore pur non volendo, mi sono dovuta staccare dai miei figli e mi sono rimasto impresso tutto. Quando la sera li mettevo, il pigiamino li mettevo a letto, me li coccolavo, la mattina. Allora, purtroppo questa serata è passata, siamo quasi agli sgoccioli. Io volevo fare un altro giro per sentire veramente questa solidarietà che avvolge tutte queste serate nostre, questi racconti di queste donne, di questi uomini, di queste famiglie che sono in una sofferenza atroce e che sperano, grazie a questa emittente, a questa televisione, di riuscire a vedere un po' più chiaro nel loro buio totale che hanno attorno. E tu, Lucia, allora l'ultimo appello a chi lo vuoi rivolgere? A chi vuoi rivolgerti, Lucia? Volevo rivolgere a Mauro, che gli voglio tanto bene. Ecco, lei si rivolge a Mauro che rivolge tanto bene. E tu, Marzia, a chi vuoi rivolgerti allora? Perché domani si aprirà il banco solidale. Grazie della trasmissione, grazie. Cosa vuoi dire, Marzia? Ma io domani sarò presente al banco alimentare a ricevere le persone che vengono a portare le cose. Però diciamo che non possono portare ancora, sì, perché voi avete visto l'abbigliamento, ma è quello che avevamo già, sì. Perché dobbiamo smaltire per questi lavori che non finiscono mai, però se vogliono portare, spiega Marzia. Sia alimentari, sia qualche casalingo, così possono portarlo e noi li accogliamo e li ringraziamo fin da adesso. Ecco, dimmi Lucia, Sai, cosa vuoi Milena, dire? Io mi ricordo, è stato 3-4 anni fa, me l'ha detto un mio amico che mi ha accompagnato con la macchina, perché Ruggero fino a ottobre non sa se gli danno ancora la macchina per via dell'ictus. È venuto da lei, Andrea Ravagnan, e gli ha dato un assegno, perché... Ecco, abbiamo aiutato tanta gente, tante famiglie. Ecco, io lo dico qua davanti a tutti, mio figlio, lei, l'ho aiutato e la ringrazio. E l'anno dopo, a luglio, la banca, perché aveva perso il lavoro, gli mancava 13.000 euro per finire il mutuo. L'anno dopo mi diceva: ma sto perdendo la casa,
non trovo neanche il lavoro, perché ha sempre lavorato, però di punto in bianco l'agenzia, l'impresa aveva chiuso, aveva fallito, non lo so. Comunque noi abbiamo aiutato anche questa persona e ti ringrazio Lucia. Adesso io passo la parola alla nostra... Sì, dobbiamo chiudere perché purtroppo il tempo è... Ma ci incontreremo e poi ne parleremo ancora. Grazie. Io invece mi rivolgo a Patti Patti, a Toffoletto, a Golfetto, scusa. Con quale brano ci lasciate? Allora io volevo dire due cose. Gently with Heart è prodotta dalla Holly Music. I musicisti che hanno suonato in questi brani sono riarrangiati Bruno Cesselli al piano, Alberto Negroni alla chitarra, Mark Abrams al contrabbasso, Tim Smerthurst alla batteria, al sax Gigi Golfetto, che ce l'abbiamo qui in live. Che salutiamo e ringraziamo sempre, grazie Gigi, veramente grazie. Ma soprattutto riorchestrati, e vi invito ad ascoltare questo brano dal maestro Gianni Efrichian. Che salutiamo e ringraziamo veramente perché questa collaborazione ci ha permesso di avere questi prestigiosi ospiti. Allora il titolo del brano Arrivederci, dedicato a tutti voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci, per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci, arrivederci.
esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano e da buoni amici sinceri ci sorridiamo per dirci Ciao, alla prossima.